Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, torniamo con linea diretta, sono le 14 in punto con friulitv.net, questa volta qui dalla nostra sede operativa di Zoppola nella già provincia di Pordenone per parlare di sanità in Friuli Venezia Giulia. Tra poco la vedremo collegata, anzi la vediamo subito, Simona Liguori, consigliera regionale dei cittadini, nonché professionista del settore per quanto riguarda la sanità. Ci sono importanti novità, così mi dicono, no, Simona, per quanto riguarda non solo quello che sta accadendo nel contesto legato alla pandemia, ma anche per altri settori dove ci sono delle difficoltà e chiaramente la cronaca in questi casi non dà quello spazio giusto che meriterebbe, perché sappiamo che ai noi il Covid-19 per quanto riguarda non solo il settore sanitario la fa da padrone. Allora, quali sono le ultime novità? Ai tuoi affezionati telespettatori, anche da parte mia naturalmente, l'importanza, ecco, di ripartire, di ritornare alla normalità e fare in modo che non si parli sempre e soltanto e non si abbia il pensiero fisso soltanto al Covid. Sono un po' questi principi dei quali la gente ha estremamente bisogno. In ogni settore, come tu giustamente dicevi, Omar, le attività lavorative, le attività produttive, il turismo, la cultura, la nostra vita di tutti i giorni, vi è più nella sanità, dove per lunghi 14 mesi il Covid l'ha fatta da padrone, assorbendo praticamente tutte le attività e tutti i professionisti che si sono ritrovati a combattere in prima linea proprio per far fronte all'infezione del Covid-19. Ma al di là del Covid ci sono tantissimi bisogni e ne stiamo assolutamente, li stiamo portando in aula, stiamo cercando assolutamente di mettere in luce tutti i bisogni di sanità e di tutela della salute che sono rimasti indietro a causa del Covid. Chiaro. Senti, in questa puntata con te io mi permetto di dare del tu a Simona Liguori perché ci conosciamo da tanti anni. Volevo chiederti, poi comunque anche il tema e il modo di fare la nostra trasmissione è quello di parlare, dialogare, no? Come da vere persone senza tanti fronzoli o senza tanto politically correct. Un tema che hai trattato nelle ultime ore è quello relativo al Gervasutta. Vogliamo capire di che cosa si tratta. Omar, intanto grazie dell'agio che mi dai, perché è lo stesso agio che abbiamo nelle tue trasmissioni di quelle che abbiamo nella vita di tutti i giorni, e penso che siamo così, quindi bene, andiamo avanti dandoci del tu come ce lo diamo ogni giorno. Il Gervasutta, il nome del nostro ospedale Gervasutta, e dico proprio nostro ospedale perché abbiamo un'affezione, un voler bene a questo ospedale che è riconosciuto in tutta la regione e fuori della regione come centro, come alto centro della riabilitazione. Chi di noi non ha avuto un familiare che naturalmente noi stessi siamo dovuti appunto, abbiamo avuto bisogno di fisioterapia, di riabilitazione, siamo andati al Gervasutta, un ospedale ad alta specializzazione che anche prima del Covid ha visto un po' ridimensionata la sua offerta. Ricordiamoci che lì dentro ci sono professionisti di primo ordine, tra fisiatri, fisioterapisti, tecnici della riabilitazione, c'è la scuola di specialità della fisioterapia, dove nascono i nostri futuri fisioterapisti, quindi ti voglio dire è l'eccellenza del nostro Friuli Venezia Giulia. Lì dentro molti genitori sanno che c'è il centro bimbi. E chi accoglie il centro bimbi? Il centro bimbi
accoglie tutte le creature di Dio che quando nascono hanno dei problemi alla nascita e quindi hanno necessità di essere presi in carico per cercare di riabilitarsi. Quindi sono creature piccolissime, bambini e bambine, che negli anni e anche da fuori regione sono stati accolti dall'equipe dei riabilitatori che hanno cercato di dare loro il massimo per fare in modo che anche la loro vita fosse una vita normale, nonostante potessero avere appunto delle diverse abilità, delle persone diversamente abili. Abbiamo ascoltato i genitori di questi bambini. I genitori di questi bambini hanno avuto con noi dei contatti e giustamente li abbiamo ascoltati e abbiamo portato in aula un ordine del giorno in aula del Consiglio regionale, attraverso il quale abbiamo chiesto un impegno alla Giunta e appunto all'assessore alla salute Riccardi di potenziare il centro bimbi. Proprio perché le persone potessero continuare, la nostra gente potesse continuare a servirsi del Gervasutta anche per i piccoletti e non andare a cercare prestazioni fuori regione oppure a privati, perché diciamo la verità, si fa presto a parlare di privato, non voglio aspettare, vado a privato, ma sapete, a parte che non lo ritengo giusto, voi sapete che io sono un medico oncologo pubblico dell'USL e ho sempre fatto il medico pubblico, però il concetto è questo: se tu hai da fare un'ecografia, un esame normale, così puoi anche, come dire, lo voglio fare prima, perché poi non dimentichiamoci che il Covid ha fatto allungare ancora di più le liste d'attesa. Questo sarà un altro argomento, Omar, che ci vedrà impegnati, perché non c'è solo il recupero del Covid, ma c'erano liste di attesa anche prima del Covid. Al di là di questo, fare un'ecografia a privato significa avere l'esame in breve tempo, ma quando dobbiamo, come dire, curare, prendere in carico un piccoletto, una piccoletta che ha una disabilità per lungo tempo, tu devi avere un servizio pubblico come quello del Gervasutta che non faccia sentire sole le famiglie, come da sempre è stato. E questa è una cosa importante, no? Perché l'abbiamo sottolineato, non possiamo solo concentrarci gioco logica o gioco forza sul Covid-19, perché tutti gli sforzi che chiaramente i dottori, i professionisti, i tuoi colleghi, insomma, a 360 gradi stanno dimostrando con la loro professionalità e con la loro voglia e tenacia, non solo per spirito di corpo, come si dice in questi casi, ma anche perché veramente c'è la voglia da parte dei professionisti del settore di risolvere prima possibile, no? questa cattiveria che ci sta da oltre un anno assidiando, no? Non solo in Italia ma in tutto il mondo. Però questo dall'altra parte porta a dei buchi, no? Giustamente, il gioco forza, perché non si è uno o trino, come si dice in questi casi, e si rischia di tappare da una parte, ma di creare delle piccole pozzanghere, no? In un certo senso, che se non sono curate rischiano di diventare delle proprie vere voragini, dove l'acqua si riempie, crea il pericolo, tu non te ne accorgi e finisci dentro, no? E il fatto che un esponente politico, un esponente pubblico, non solo come te, ma come tanti altri, continuino a battersi, no? Per evitare di non dimenticarsi anche degli altri, questa è una cosa importante che dovrebbe essere nel quotidiano. Nessuno ha la bacchetta magica, è impossibile risolvere, come tu me lo dirai, insomma, in 4-4-8 le cose, però ricordiamoci, come hai detto tu, non c'è solo il Covid-19, ci sono purtroppo anche le altre malattie che continuano a mietere vittime e a procurare dolori alle famiglie. Un'altra, se mi dai la parola, Omar, ti volevo proprio una cosa che abbiamo fatto oggi. Abbiamo richiesto una terza commissione sanità, perché le persone che ci seguono sanno che i problemi della sanità sono seguiti nell'apposita commissione che riunisce i consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, anche perché sì, sul tema della sanità non esiste né destra né sinistra. Questo è un delirio, pensare realmente che uno si spacchi sulla sanità. Ebbene, oggi abbiamo richiesto appunto una terza commissione sanità per fare il punto su quella che è la chirurgia dei tumori alla mammella nella nostra regione.
anche per questo, e ritorniamo al tema della tua puntata di oggi, non solo Covid. Abbiamo avuto una lettera come consiglieri regionali da parte dei primari urologi della nostra regione che ci dice: attenzione, si stanno allungando anche i tempi per operare alcuni tipi di tumori. Quindi state attenti a questo. È un monito importantissimo. Abbiamo cercato questo monito di coglierlo e di richiedere appunto una commissione nella quale si faccia il punto per comprendere se i ritardi ci siano stati, che tipo poi di organizzazione approntare da qui a immediatamente, da qui a subito, venendo meno naturalmente anche adesso, che sta venendo per fortuna, la pressione naturalmente la pressione proprio del Covid, dei reparti che sono impegnati e quindi anche di tutto il personale che è stato impegnato sul Covid. Certo, e questo come hai detto tu, no, è importante proprio perché, dicevo, è importante, vedo che mi sei sparita col microfono, vediamo se riusciamo a resistere. Ecco, adesso dovresti ci sono, di nuovo non sei più effetto pesce. No, dicevo, la cosa fondamentale è proprio quello che hai detto te, no? Nel senso che bisogna gioco forza tenere sempre la candela accesa, no? Il lumino della speranza, perché un malato non ha un patentino di serie A o di serie B, no? Un malato è malato, stop. Poi chiaramente avrà le gravità in base alla patologia, però non è che un malato è solo ammalato di Covid, ma un ammalato può avere purtroppo altre forme, ai noi, all'interno del proprio sistema e del proprio corpo umano, e oggi come oggi, insomma, va a rischio veramente di essere messo in panchina, se non in tribuna, usando un gergo sportivo, tanto anche per far capire, magari non solo gli addetti ai lavori, ma anche le persone che non masticano molto, no, il settore sanitario, cioè si va veramente a rischio che si cura da una parte ma si crea poi, come ho detto, la voragine dall'altra. Perfettamente Omar, è molto lucida la tua analisi e l'hai resa a portata proprio che tutti la capiscono, è molto importante. Io penso che le persone devono avere anche consapevolezza dei loro diritti, il diritto alla salute, e fare in modo, anche perché le tasse le paghiamo, ce le tolgono dai stipendi, ce le tolgono dalle pensioni, e gran parte delle nostre tasse, oltre che nell'istruzione, vanno nella sanità, e quindi il diritto alla salute è un qualcosa che, come dire, ci devono tenere prima le persone stesse, dopodiché lo devono esigere anche da chi li rappresenta in regione. Chiaro. Io ringrazio Simona Liguori per la partecipazione, come sempre chiara e schietta e trasparente nel raccontare quello che accade, no? Nel quotidiano. A noi ci piace anche sentire le vere voci fuori dal coro, no? Non fare, vabbè, che dalle mie parti si dice ognuno al bale con suo agne, no? Però è giusto sentire anche parlare finalmente chi ci rappresenta, chi è stato eletto democraticamente e non tipo Totocalcio, no? In base alla posizione in classifica o al coefficiente UEFA, che rappresenta i cittadini, indifferentemente se in maggioranza o in opposizione, però a me piace sentire il politico che parla, il politico che ha interesse a dire le cose come sono, senza dover ogni volta mandare comunicati stampa o domande anticipate, perché altri sono sia da una parte che dall'altra, no? Ma a noi piace così, no? Perché il voyeurismo non ci si addice, e questo è il modo, secondo me, migliore per far capire bene alle persone quello che accade nel quotidiano, cioè parlare potabile, usiamo questo termine. Simona, buon lavoro e ci sentiamo più avanti con te. Omar, grazie, un bacio. Ciao. Grazie a te. Noi invece rimaniamo in studio con i nostri amici alla Visione all'Ascolto per una notizia, per alcuni aggiornamenti di cronaca. Mi tolgo un attimo io perché la foto è appena arrivata. Voi vi chiederete perché di questa foto, per un semplice motivo, perché ci è arrivato un comunicato stampa e lo leggiamo, perché l'addetto ritratto in foto, le cui generalità sono JC, di nazionalità sudamericana, questa notte, poco prima della mezzanotte, mentre svolgeva i lavori di pubblica utilità, ha rinvenuto un'arma da fuoco, una pistola con proiettili incartata all'interno del cestino del Park 3 dell'ospedale di Udine. Immediata la chiamata al numero unico di emergenza per la consegna dell'arma alla Polizia di Stato, che ha provveduto al sequestro e alle successive indagini.
Il presidente dell'associazione Samson Edi, già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri in pensione, si dichiara soddisfatto dell'operato del suo addetto, il quale ha dimostrato di essere attento alle disposizioni di legge e alle procedure anche riparative che vengono insegnate e disposte nel percorso in associazione. Credo, sottolinea nella nota il presidente dell'associazione I Nostri Diritti di Udine, che questo addetto dovrà essere premiato dal giudicante e dall'autorità per la dimostrazione assoluta di riconversione fatta e per la modalità con cui ha gestito il problema. Siamo contenti di lui, questo dà lustro a tutti noi. Quotidianamente operano oltre 40 addetti per lavori di pulizie, riordino, pitture a favore di enti e comuni e via dicendo. Insomma, l'ha reso noto il presidente dell'associazione, come detto, Edi Samson, dell'associazione I Nostri Diritti. Poi chiaramente a farne nota è stato il portavoce dell'associazione Simone Tutino, ma sta comunque indagando la polizia su questo fatto di cronaca e se ci saranno chiaramente novità ve le daremo nel corso della giornata e via dicendo. Comunque una notizia anche questa succede anche in Friuli. Prima di chiudere però vi do un'altra notizia di cronaca, perché è stata rimessa in libertà ma non dovrà comunque restare a disposizione degli inquirenti la compagna di Davide Masitti, il DJ modenese di 49 anni, morto a seguito di una coltellata al fianco avvenuto martedì scorso nella sua abitazione di Saint-Michel-de-Costenot, ve l'ho detto giusto, in Francia, dove l'artista viveva insieme alla donna e 2 piccoli figli. La donna, tra l'altro, ha riportato, come riportato dalla stampa francese nei giorni scorsi, 38 anni, originaria di Trieste, ne avevamo già dato la notizia, è stata fermata con l'ipotesi di omicidio per etero intenzionale, ma tra le piste battute dagli inquirenti ci sarebbe anche quella di un gesto volontario compiuto dal musicista noto nel mondo della techno in tutta Europa. Ripetiamo, la donna è stata rimessa in libertà, ma dovrà comunque restare a disposizione degli inquirenti transalpini. È tutto per quanto riguarda questa edizione, 14:17 per chi ci guarda in rigorosa diretta. Un saluto anche coloro che ci vedranno subito dopo in leggera differita. Per quanto riguarda linea diretta, tornerà intorno alle 15 con l'avvocato Anna Agrizzi, presidente dell'associazione Diritti e Tutela del Malato. Dunque, resteremo nel campo della sanità e non solo, perché purtroppo anche il Friuli fa parte dell'Italia e non tutto è rose e fiori. Mandi e alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.